semplice cittadina, perché il movimento è questo, il movimento è un luogo dove le persone che hanno a cuore il bene comune, il loro territorio, si trovano per fare qualcosa di utile, per lanciare delle proposte, per verificare dei documenti, per fare delle richieste all'amministrazione, insomma per controllare che le cose vadano come devono andare, perché a volte non è così. Allora, il Movimento 5 Stelle, dicevo prima, non si muove attraverso i canoni tradizionali della politica. Noi abbiamo una grossa possibilità di attuare quella che è la democrazia diretta, la democrazia partecipata attraverso la nostra piattaforma Rousseau. È una piattaforma che è aperta a tutti i cittadini, non è aperta solo alle persone simpatizzanti, però le persone iscritte hanno la possibilità, tramite questa piattaforma, di proporre leggi in prima persona, di votare delle leggi che sono proposte dai nostri parlamentari, di votare i candidati alle elezioni politiche europee o del Consiglio regionale, quindi c'è modo veramente di esprimersi. Come avete visto anche sul caso di Cioffi c'è stata ad esempio la votazione che ha obbligato, tra virgolette, i nostri rappresentanti parlamentari, senatori in giunta, a votare come avevano deciso gli iscritti. Quindi questo è un modo sicuramente perfettibile per avvicinarsi a quello che era stato il sogno di Gianroberto Casaleggio di attuare questa democrazia partecipata. La strada è lunga, però noi, a differenza di altri, l'abbiamo intrapresa e consideriamo che queste scelte siano largamente condivise e non calate dall'alto come succede in altre situazioni. Allora, per tornare all'attività nelle istituzioni, c'è anche da fare una valutazione su quello che sta succedendo adesso. Dicevamo, siamo in periodo elettorale e si sente di tutto, no? C'è la gara, chi offre di più e chi farà questo e chi farà quell'altro. Si stanno concludendo in questo periodo delle opere che sono rimaste incompiute per anni, o si stanno proponendo delle soluzioni che non si sono mai proposte prima, proprio perché sono state lasciate in questo momento per dare risalto a quella che è stata l'attività della maggioranza e quindi proporsi per un secondo mandato. Teniamo anche in considerazione che questa maggioranza di centro-sinistra, che attualmente è il governo di Mogliano, nel proprio programma elettorale ha detto da subito: questo è il nostro programma elettorale, ma noi lo attueremo in 2 mandati. E questo già lascia il tempo che trova, nel senso che comunque insomma, un programma elettorale deve essere un programma che riguarda un mandato specifico. Non si possono iniziare delle opere alla scadenza del mandato che poi mettono, tra virgolette, nei guai chi eventualmente salirà poi in consiglio comunale. Si troverà magari con convenzioni, contratti ventennali, trentennali, con situazioni in sospeso, mezze iniziate e mezze no, che forse i cittadini non gradiscono totalmente, perché anche lì pilastri del Movimento 5 Stelle sono trasparenza e partecipazione. Noi abbiamo presentato un programma 5 anni fa che si basava su questo, sulle stelle del movimento, le 5 stelle, ambiente, acqua, internet, trasporti sostenibili e sviluppo sociale ed economico. Questo, un programma semplicissimo. Noi sul territorio siamo interpreti di queste che sono le 5 stelle, non abbiamo contratti con la Lega come succede a livello nazionale, lavoriamo in autonomia. Noi perseguiamo il bene comune in coerenza con questi che sono i punti del nostro programma, proprio che fanno parte dello statuto delle fondamenta del Movimento 5 Stelle. Quindi partecipazione, cosa vuol dire per noi?
non è una partecipazione fittizia, perché noi basiamo proprio la nostra esperienza politica su questo. Noi non ci saremmo qua, non saremmo al governo se non avessimo iniziato con questa prospettiva di partecipazione. La gente si deve alzare dal comodo divano, dalla comoda poltrona e mettersi in discussione, perché noi siamo arrivati al governo perché abbiamo messo in discussione la democrazia rappresentativa. Noi non vogliamo che i cittadini deleghino in bianco ai capi politici e rappresentanti politici la loro vita. Noi vogliamo che i cittadini vengano con noi e che insieme a noi trovino delle soluzioni e delle strade per arrivare a qualcosa di condiviso, d'accordo? Allora, per noi la partecipazione, l'abbiamo messo nel nostro programma, poteva esprimersi in tanti modi. Innanzitutto con il bilancio partecipativo, e poi la nostra portavoce al Senato magari ci potrà dare un piccolo contributo in questo di quella che è stata l'esperienza di Mira, dove è stato realizzato. Il bilancio partecipativo ci consente di fare che cosa? Ci consente di sapere direttamente dai cittadini dove dobbiamo investire delle risorse. E allora uno dice sì, ma come si fa, ma è difficile, eccetera. C'è un modello e poi ci sono delle varie applicazioni, delle varie strade. È un percorso ben definito, non è un percorso campato per aria. Lo si fa per gradi, per step, perché vengono individuati i bisogni della collettività, vengono raccolti in una scaletta di priorità, vengono votati a maggioranza, poi vengono messi in una griglia e quelli che sono emersi come bisogni prioritari della comunità, della collettività, vengono presi in considerazione, cioè viene investita una parte delle risorse del comune nel bilancio di previsione per attuare quello che decidono i cittadini. Questa è partecipazione. Questa è partecipazione. Partecipazione non è dire ho fatto un'assemblea per decidere cosa fare in via Barbiero, se fare il senso unico o tagliare. No, non è quella la partecipazione. La partecipazione è dare degli strumenti per poter contribuire direttamente. Perché di partecipazione purtroppo abbiamo visto che anche questa giunta se n'è riempita la bocca, quando invece quartieri e cittadini ritengono che questo non sia avvenuto. Lo dobbiamo dire, lo diciamo in maniera molto serena, questa è stata un'amministrazione autoreferenziale che non ha dato spazio ai cittadini, a partire dai consiglieri comunali che sono espressione dei cittadini, perché sono stati votati dai cittadini, che dovrebbero essere coinvolti nelle scelte. Purtroppo la nostra storia in Consiglio Comunale ci dice che questo non è avvenuto. Ma non lo dico io, Cristina Manes, lo possono dire anche gli altri colleghi dell'opposizione, lo possono dire i presidenti del quartiere, lo possono dire i cittadini. Questo è stato il metodo, parlare di partecipazione ma non attuarla. Così siamo stati esclusi da tantissime scelte fondamentali, dal destino dell'Aria Macedi, dal destino del distretto sociosanitario, dal project financing e chi più ne ha più ne metta. Allora, tornando all'altro pilastro che è la trasparenza cosa vuol dire? Vuol dire che al di là di quelle che sono le leggi, cioè la legge 33 del 2013, dice che i comuni, le istituzioni devono mettere in grado i cittadini attraverso i loro siti di poter trovare tutte le informazioni necessarie. Va pubblicato tutto. I cittadini devono trovare tutto quello che viene fatto dall'amministrazione, tutte le indicazioni che sono previste dalla legge. Questa legge 33 del 2013 prevede proprio nell'allegato come e dove debbano essere pubblicati nell'albo nel sito istituzionale dei comuni
le informazioni, gli atti, la storia. Allora, protezione civile, piano di protezione civile. Noi già nel 2015, quindi parliamo di qualche anno fa, abbiamo notato che non eravamo nei termini di legge con il piano di protezione civile, perché a Mogliano esisteva un piano di protezione civile datato 2008, che poi è stato, diciamo, confermato perché c'è stato un passaggio con la provincia nel 2010. Orbene, la legge prevede che il piano di protezione civile, che è uno strumento fondamentale, debba essere pubblicato nel sito, debba essere fruibile. Se succede una catastrofe, se c'è un'emergenza, i cittadini devono sapere cosa fare. E allora abbiamo presentato nel 2015 2 mozioni su questo. Una per dire, ragazzi, non siamo a norma, bisogna pubblicare questo piano di protezione civile. Una seconda mozione in contemporanea, ragazzi, guardate che il piano di protezione civile va aggiornato periodicamente perché le situazioni nei territori cambiano, bisogna essere pronti ad eventuali calamità, situazioni di emergenza in cui intervenire. Viene definito un punto di ritrovo dove le persone devono fare, che si chiama, adesso mi ricordo, centro operativo, ha un acronimo che ora mi sfugge. Tutto questo non c'era. Allora, mozioni vanno in consiglio comunale, la prima mozione sulla pubblicazione del piano di protezione civile viene bocciata. Viene bocciata. Perché viene bocciata? Viene bocciata perché prima dell'approvazione il segretario generale prende il telefonino e dice no, alto là, l'hanno appena pubblicato adesso nel sito. Un miracolo, abbiamo anche, diciamo, la possibilità di fare miracoli. Allora, pur di non approvare una mozione del Movimento 5 Stelle, prima della votazione, no, è stato appena pubblicato, quindi votiamo contro la mozione. Spiegatemi che senso ha. Cioè la mozione serviva ad arrivare a quel risultato, mi dici è stato appena pubblicato, quindi bocciamola. Questo è un esempio, ma poi ve ne farò degli altri per capire come si è ragionato all'interno dell'istituzione. Cioè, i consiglieri di opposizione comunque sono delle risorse all'interno del Consiglio Comunale, sono cittadini che rappresentano altri cittadini, hanno tenuto in considerazione anche quelle che sono le proposte, quelli che sono i suggerimenti. Ma qui non solo è mancato questo, ma si è arrivati anche in certe situazioni dove si è detto il falso in Consiglio Comunale. Per non approvare delle mozioni si è detto che esistevano già delle delibere di giunta che non esistevano per bocciare una mozione. Si è arrivati anche, questo con il controllo di vicinato, è tutto agli atti, si è arrivati con la nostra mozione, ad esempio, sulla richiesta dell'adesione di Mogliano al patto dei sindaci e alla redazione del PAES, a dire, ricevuta la mozione, questa mozione non deve passare, siccome le mozioni vanno all'ordine del giorno negli ultimi punti, mettiamo prima del punto della consigliera Manes, ne mettiamo uno nostro di giunta che ha la precedenza, tale e quale. Allora la nostra mozione viene discussa alla fine, la mozione nostra copiata, incollata, come mozione di giunta messa prima della nostra, quindi votata quella della giunta, approvata all'unanimità. Noi siamo molto contenti e soddisfatti perché il patto dei sindaci è un patto molto importante perché dà la possibilità ai sindaci e ai comuni di ottenere dei finanziamenti europei in tema di energia, in tema di riduzione delle emissioni, eccetera, di efficientamento. Quindi sottoscrivendo quel patto e redigendo poi il PAES, il comune ha la possibilità di accedere a questi finanziamenti. Per cui, ecco, questo per dirvi la metodologia.
Allora, tornando al piano di protezione civile, adesso siamo alla scadenza del mandato. Mi sembra che sia stato discusso ieri sera il piano di protezione civile. Il Comune, oltre alle altre cose che sono state fatte in queste ultime settimane, piano di protezione civile, vi presentiamo l'aggiornamento. Anche la nostra proposta sull'aggiornamento discussa lì quando abbiamo chiesto la pubblicazione, ce l'hanno bocciata. Ce l'hanno bocciata perché ci avevano detto no, lo stiamo già facendo nel 2015, ok? Allora io ti boccio la tua proposta, che è una proposta che ritengo utile, perché dico che lo sto già facendo. Allora intanto non la devi bocciare, perché se sei d'accordo su quell'indirizzo politico che noi diamo come consiglieri, la devi approvare. Secondo, non lo stai già facendo. Se nel 2019 presenti l'aggiornamento, vuol dire che non lo stai facendo nel 2015. E allora, come vi dicevo prima, sono tutti dei trucchetti che poi le amministrazioni adottano per promuoversi e per ricandidarsi. Adesso tutto luccica, si inaugurano le piste ciclabili, si asfaltano le strade, abbiamo la presenza della sindaca dappertutto, contributi a pioggia. Allora il centro, il PESCO, che segue le problematiche dell'Alzheimer, che aspettavano una vita il pulmino, il contributo del comune, è arrivato il pulmino, è arrivato il contributo del comune, e via, insomma questo è il modo di andare avanti. Allora per noi non è così. Allora per noi esiste una superficie ed esistono le fondamenta. Anche a livello nazionale, quello che stiamo facendo forse non salta all'occhio come dovrebbe saltare. Perché? Perché a noi non interessano gli specchietti per le allodole, a noi interessa risolvere delle problematiche di corruzione, di uguaglianza, eccetera, che se non si risolvono non si può cambiare. Non si può cambiare né a livello centrale né a livello locale. Quindi a noi non interessa essere più bravi. Anche adesso al governo abbiamo Salvini. Quello che fa il Movimento 5 Stelle è percepito forse in maniera un po' minoritaria. Ma perché? Perché la gente è attratta da chi grida, da chi urla, da chi sbandiera, ma non si informa. Perché lo devo dire, la gente non si informa, questo è un grosso problema. Ma io lo vedo anche nel mio piccolo ambito negli amici che ho, nei laureati, cioè non sanno cosa si fa in un consiglio comunale, non sanno che cosa la distinzione tra un assessore e un consigliere regionale. Cioè siamo veramente in difficoltà. E allora se la gente non fa questo passo per alzarsi dalla poltrona, informarsi e capire come funzionano le cose, a partire dal proprio cerchio, dal proprio nido, le cose non cambieranno un domani. Che cos'è? Allora, noi ci siamo accorti che stavano aprendo una sala scommesse nei pressi di un istituto comprensivo, quindi scuole elementari, scuole medie, poi chiesa, parrocchia, centri giovanili, eccetera, che metteva in difficoltà noi come genitori, ma anche insomma il quartiere e tutti i suoi abitanti. Ho presentato una mozione di contrasto al gioco d'azzardo, gli strumenti per il contrasto al gioco d'azzardo, dove oltre a chiedere l'adesione formale del comune al manifesto dei sindaci, che è un manifesto che prevede delle azioni di responsabilità da parte dei comuni per opporsi alla ludopatia e a tutta la criminalità, eccetera, che ruota attorno al gioco d'azzardo. In questa mozione venivano richieste delle misure e veniva richiesto un regolamento comunale che le contemplasse. La mozione è stata approvata all'unanimità. Il regolamento si è incominciato a fare, però c'era un problema che questa sala stava continuando proprio ad allestire gli ambienti, quindi da lì a poco, se non arrivava il regolamento, questa sala poi non l'avrebbe più levata via nessuno. Allora, in quell'occasione, io un mese dopo esattamente dalla prima mozione, presentai una seconda mozione con richiesta
di sospensione dell'apertura di nuove sale slot e di nuove macchine per il gioco d'azzardo nelle more del regolamento. Questo voleva dire che loro si dovevano fermare fino a che non ci fosse stato un regolamento, e così poi è stato. Noi, per sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica, abbiamo fatto anche insieme al quartiere Ovest una raccolta firme. Abbiamo anche fatto la proiezione di un documentario film sulle problematiche legate alla patologia, alla ludopatia e appunto sul gioco d'azzardo, con la Caritas. Cioè, pensate, il controsenso, mentre le istituzioni ci negano il patrocinio, mentre la scuola ci nega di apporre i manifesti, la Caritas, e qui faccio un ringraziamento a Don Elio della Caritas provinciale e anche a Don Paolo che ci ha sostenuti, hanno con noi portato avanti questa battaglia. Quindi abbiamo organizzato questo evento. Cosa è successo? L'amministrazione si è sentita un po' in difficoltà, a parte che l'evento sul gioco d'azzardo era stato organizzato da tempo, e quel giorno lì alla stessa ora era stato posto un consiglio comunale per cui io ho dovuto anche mancare, perché dovevo presentare quell'evento, quella serata, insomma, in compagnia anche della Caritas. La gente incominciava ad aver paura nel quartiere di queste eventualità, quindi c'è stata mobilitazione. L'amministrazione ha organizzato un'assemblea sul gioco d'azzardo. Io avevo già presentato la richiesta di moratoria e lì pubblicamente la sindaca si oppose a questa mia richiesta di moratoria, dicendo che non era possibile, E invece era possibile, perché noi dicevamo: fai un'ordinanza perché il sindaco come rappresentante del governo, in casi di urgenza per la popolazione, in casi contingibili ed urgenti, può intervenire con delle ordinanze. Tu lo puoi fare in questo caso? No, non si può fare davanti a un'assemblea, eccetera. Poi c'era il rischio che il consenso calasse, perché si erano aggiunti i cittadini, la raccolta firme. Quindi alla fine fu fatta questa moratoria, d'accordo? Benissimo, poi uscì il regolamento comunale. Questa società, che era affiliata alla Goldbet, che è un colosso che tratta scommesse, eccetera, si è opposto, ha fatto ricorso al TAR e il ricorso è stato vinto. Ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e Mogliano ha vinto anche al Consiglio di Stato. Perché? Nelle nostre richieste, in mancanza di una regolamentazione omogenea nazionale, che non esisteva, e non esiste ancora un riordino completo della materia, avevamo individuato in una delibera recente regionale la possibilità da parte dei comuni del Veneto, proprio per il principio di sussidiarietà, di poter individuare le zone dove delocalizzare queste sale, insomma, queste attività. È chiaro, noi ci siamo sempre mossi, diciamo, in bilico, no? Tra quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare, però abbiamo sempre lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché la legge nazionale ci diceva che non si poteva fare questo regolamento. La legge regionale invece ci apriva questa possibilità, che non subito è stata abbracciata così con entusiasmo, però alla fine abbiamo avuto ragione. Abbiamo avuto ragione perché questo regolamento comunale si è basato sulle distanze dei luoghi sensibili, perché in altri comuni hanno lavorato ad esempio sulla pubblicità, oppure hanno lavorato sugli orari di apertura, eccetera, che comunque sono previsti anche da questa delibera regionale. Però noi, proponendo la distanza dai luoghi sensibili, che sono appunto le scuole, le chiese, i punti di aggregazione, in un raggio di 500 metri da ogni
luogo sensibile. Di fatto abbiamo delocalizzato fuori dal centro queste attività. E questa è stata la chiave, perché Mogliano ha fatto giurisprudenza, è stato il primo comune in Italia ad adottare un regolamento di contrasto al gioco d'azzardo, il cosiddetto regolamento per i giochi illeciti, perché si chiamano giochi illeciti. E molti altri comuni ci hanno seguito in questa strada, hanno copiato questo regolamento che è stato fatto dal comune di Mogliano e Veneto, però insomma ci piace dire che questa battaglia l'abbiamo iniziata e l'abbiamo vinta noi. E questo per dire una cosa. Anche sul discorso del glifosato, per esempio, avevate mai sentito parlare del glifosato nel 2014-2015? Sì, si sentiva parlare, ma insomma, non era una problematica così diffusa. Poi all'improvviso i giornali hanno cominciato a parlare di glifosato, ok. Noi abbiamo proposto, tra sempre i primi del Veneto, non per farcene vanto, un regolamento sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, perché, sui fitofarmaci. Perché? Perché qui siamo in una zona in cui ci sono vigneti affacciati sulle finestre, a pochi metri dalle finestre delle abitazioni. Ci sono campi rurati in prossimità di scuole dove i bambini vanno fuori, vanno e fanno magari attività all'aperto e si assorbono tutte quelle cose che fanno male, perché che il glifosato faccia male è stato detto nel 2015. Lo IARC, che è un'agenzia dell'OMS, ha detto che il glifosato è probabilmente cancerogeno. Però su questo, come sapete, c'è stata una battaglia, no? Tra chiaramente Monsanto, le multinazionali che avevano a cuore che si continuasse a produrre il famoso Roundup, eccetera, che viene utilizzato a larga misura per irrorare di qua, per irrorare di là, però insomma c'è sempre il dubbio che magari non fa male. Però abbiamo visto come le agenzie indipendenti, con gli studi indipendenti, questa cosa sia stata acclarata, mentre gli altri studi che provengono, diciamo, dall'altra parte, della parte, no, per intenderci, che vuole lucrare su questo, dice che va tutto bene, non c'è nessun problema. Comunque, noi avevamo chiesto che questo glifosato fosse bandito sia sul suolo pubblico, come già era stato fatto in Trentino, se non sbaglio, che sul suolo privato. La nostra mozione non è passata, ovviamente, però il regolamento è stato fatto. La nostra mozione non è passata perché non si è voluto proporre il divieto anche sul suolo privato, e questo è un errore perché viene utilizzato anche dai cittadini in maniera così casareccia, senza capire magari quali sono le controindicazioni, quali possono essere i pericoli anche per i loro familiari. Comunque è stato fatto questo regolamento e anche qui altri comuni poi ci hanno seguito, eccetera, e avete visto poi sui giornali che l'argomento il dibattito è diventato molto più ampio. Controllo di vicinato. Anche sul controllo di vicinato siamo stati noi qui nel territorio i primi a parlarne, perché ancora non c'erano protocolli provinciali che poi si sono aperti sia nella provincia di Treviso che nella provincia di Venezia. Il controllo di vicinato sì, si sentiva, però veramente io ricordo quando ho proposto la mozione che erano tutti lì abbastanza in difficoltà, non sapevano neanche di che cosa si trattasse, no? C'era qualcuno che parlava di ronde, ma queste sono le ronde, non le vogliamo, così. In realtà il controllo di vicinato è stato sperimentato già da tantissimi anni in America, poi è arrivato in Europa da decine di anni e hanno iniziato i primi comuni virtuosi ad attuarlo, adesso il controllo di vicinato è dappertutto. Noi cosa abbiamo chiesto con la nostra mozione nel 2015? Che il comune si facesse promotore di questa attività, che comunque è un'attività che viene portata avanti liberamente dai cittadini. Però se il comune si fa referente, organizza, no, questo coordinamento, comunque finanzia quel minimo di cartelli stradali che si devono predisporre per il controllo di vicinato, cioè fa bene ai cittadini, ma fa bene anche e soprattutto al comune.
Però qui c'è stata un'ostinazione da parte della sindaca a non accettare la nostra proposta, ed è in questo caso che per non accettare la nostra proposta in Consiglio Comunale ha motivato il suo diniego dicendo che esisteva già una delibera di giunta in cui si proponeva una cosa simile. Bene, allora lì in quel momento le ho chiesto: scusi, di che delibera si tratta? Che numero di delibera? Non si sapeva. Io, vabbè, ho detto, vabbè, vedrò, dopo farò un accesso agli atti. La mozione è stata bocciata, poi ho fatto l'accesso agli atti e questa delibera non esisteva. Non esisteva una delibera, forse c'era un pensiero, c'era un'idea di fare qualcosa. Poi quest'idea l'amministrazione l'ha trasformata nel volontario civico, che è stato un fiasco, lo sappiamo. Pur di porre qualcosa di diverso, pur di non accettare la proposta, hanno proposto il volontario civico. Ora il volontario civico è un'anziana persona pensionata che si aggira per la città senza un'assicurazione, senza niente, per poter difendere i cittadini dalla criminalità. È chiaro che ci sono state tantissime adesioni da parte dei cittadini moglianesi a questo progetto, pochissime, non ha preso piede la cosa. Intanto i cittadini di Mogliano, i quartieri si sono auto-organizzati, sono nati gruppi di controllo di vicinato, perché il progetto è buono, valido, non va a sostituire le forze dell'ordine, ma coadiuva, è un aiuto in più, è una responsabilizzazione anche del cittadino. Siamo ritornati sull'argomento facendo una seconda mozione dicendo, visto che il progetto del volontario civico è fallito lateralmente, che ne dite i cittadini si stanno organizzando, diamogli sostegno. Bocciata anche quella mozione, quindi non si è fatto a livello parlamentare, quindi su questo secondo me bisogna lavorare già da giovani come siamo noi per imparare meglio come funziona tutto il meccanismo, che è complesso, e Cristina penso l'abbia capito proprio nei minimi particolari, visto quello che ci ha raccontato. Insomma, veramente un grande lavoro, e questo sicuramente ti servirà anche per il dopo. Io arrivo da una realtà che è Comune 5 Stelle. Ho dato impulso a una lista nel 2016 ormai, e abbiamo vinto in Comune a Chioggia, e invece che aspettare l'ultimo anno per le successive elezioni, già da subito Consiglio e Giunta a Chioggia si sono impegnati per portare avanti quelli che sono i principi del Movimento 5 Stelle. Un po' li hai elencati anche tu, quindi il regolamento non slot lo abbiamo mutuato, lo abbiamo magari modificato in base alle esigenze territoriali, però chiaramente questo è stato un grande passo fatto nel primo o secondo anno di amministrazione 5 Stelle. Il regolamento del verde, come citavi, contro l'uso del glifosato, che è stato, come hai detto tu, dichiarato probabilmente cancerogeno, come è stato dichiarato probabilmente cancerogeno anche un altro fattore, magari più sottovalutato, che è l'inquinamento luminoso. Infatti mi sono occupata anche di questo e dopo ne parlo magari nel dettaglio. Abbiamo fatto una nuova viabilità interna. Abbiamo calcolato che sono state asfaltate più strade che negli ultimi 10 anni. Cioè in un anno solo veramente c'è stata una rivoluzione per le strade. Abbiamo sistemato impianti sportivi, è stata fatta una nuova pista di atletica che magari può sembrare un'inezia, però non era mai stata fatta, quindi i cittadini veramente quando c'è stata questa inaugurazione erano felicissimi, contentissimi di poter usufruire di una pista del genere in una città che fa 50.000 abitanti. Un comune grandissimo, però sul quale era stato investito molto poco sotto questo profilo. Poi cosa dire? Il controllo di vicinato, come hai citato tu, sulla plastic free, appunto, sarà questione di giorni, il sindaco farà un'ordinanza proprio contro l'uso della plastica. Quindi questa è un'altra nostra battaglia come Movimento 5 Stelle che, come ricordava Cristina, ha portato avanti il ministro all'ambiente Costa. Subito, contemporaneamente, mi sono attivata anch'io in regione per fare una proposta di legge
perché venga applicato, perché finalmente il Veneto diventi un po' anche l'apripista di tutta una discussione che si sta tenendo in Europa sulla plastica. Sappiamo che il problema è ormai abnorme, cioè investe in tutte le aree del paese, e la cosa più preoccupante che mi ha un po' smosso, a parte le immagini che avete visto sicuramente tutti, quelle delle isole, okay, del Pacifico sommerse di quintali, tonnellate di plastica, ma anche ci sono studi che parlano di plastica, microplastica all'interno dell'organismo umano, in 114 specie acquatiche, e addirittura negli alimenti e nell'acqua potabile sono state trovate queste tracce di polimeri. E si calcola che il 50% della popolazione mondiale possa avere tracce di plastica nel proprio organismo. Microplastiche che poi potrebbero, non è ancora del tutto acclarato, però ci sono dei validi supporti scientifici che lo testimoniano, che lo dimostrano. Entra nel flusso sanguigno, nel sistema linfatico, e può raggiungere persino il fegato. Quindi questo potrebbe essere veramente il più grande dramma che saremo costretti a vivere nei prossimi anni. Cosa che forse molti ancora sottovalutano, però è un problema veramente drammatico. Allora, visto che l'Europa se ne sta interessando, ma ancora non c'è una normativa specifica che obbliga i singoli Stati membri ad adottare delle misure di prevenzione in tal senso, allora ho previsto che la Regione Veneto faccia la propria parte, una parte fondamentale. In questa proposta di legge, che è stata presentata poi questa settimana in Consiglio, in commissioni, in 2 commissioni addirittura, ho previsto che la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'applicazione di questa legge, che poi ritrovate sul sito del Consiglio regionale, come tutti gli altri atti che facciamo in Consiglio, Simone e gli altri miei colleghi, come interrogazioni, proposte di legge, mozioni, quant'altro. Entro 90 giorni la Giunta deve individuare i prodotti in plastica monouso oggetto di misure di prevenzione della produzione e di riduzione dell'utilizzo, nonché anche tutte quelle che vanno appunto verso il riutilizzo. Dopodiché è prevista una forte collaborazione con gli istituti di ricerca, ma anche con l'ufficio scolastico regionale, perché è proprio dai ragazzi che bisogna partire, educarli e sensibilizzarli a questo gravissimo problema. L'incentivo anche di sistemi di cauzione e rimborso, il famoso voto a rendere che una volta si faceva e oggi non si sa perché, ma non si fa più. Io mi ricordo mia nonna che aveva l'ometto che gli portava le bottiglie di vetro e dopo, una volta utilizzate, le riportava via, cioè adesso non si può più fare, non si sa perché. E poi anche una forma di collaborazione più stretta con i pescatori. Perché cito i pescatori? Perché l'80% dei rifiuti ripescati in mare sono composti di plastica. Quindi loro sono un valido strumento, supporto, per fare in modo che questa plastica venga portata a terra. Io ho fatto anche 24 ore in una barca con i pescatori 2 anni fa, ero un po' pazza. Allora ho detto, io voglio vedere con i miei occhi il lavoro di queste persone, una cosa indicibile, cioè 24 ore con un motore che va continuamente perché è a strascico, quindi potete capire, e la quantità di materiale che viene ripescata è superiore al pesce, cioè buttano sopra la barca una quantità enorme di materiali, prodotti non ben definiti, c'è qualche pescetto, ma tutto il resto è veramente rifiuto, una cosa sconcertante. E inoltre anche diciamo dei disincentivi per gli imballaggi, che anche questi sono una parte fondamentale del rifiuto plastico. Con cadenza biennale la Giunta deve elaborare una relazione sullo stato di attuazione di tutte queste iniziative, contributi, eccetera, che poi viene votata dal Consiglio. Speriamo che
la nostra giunta e la nostra maggioranza abbiano la sensibilità giusta per approvare questa proposta di legge, che secondo me ormai è improrogabile. Si chiama PCIL, l'acronimo, Piano Comunale per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso, nel quale appunto vengono descritti tutti gli interventi che si devono attuare, che i privati sono tenuti a rispettare. Nel caso in cui il privato installi un apparecchio che non è conforme a questa legge, rischia delle sanzioni chiaramente, e qui interviene ARPAB, quindi è regionale proprio perché ARPAB, l'ente strumentale della Regione Veneto, interviene per sanzionare i comuni. E qui il problema non è di poco conto, perché l'inquinamento luminoso, come dicevo all'inizio, è stato dichiarato dall'OMS probabilmente cancerogeno, con effetti sulla salute degli animali, ma anche sulla salute umana. E quindi anche su questo bisogna lavorare seriamente. Il 1 giugno 2014 i comuni adeguino i loro regolamenti edilizi, prevedendo, con decorrenza, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, quindi si intende quelli ad uso commerciale, con superficie utile superiori a 500 metri quadri, eccetera, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, ok? La misura viene quantificata nel 5% per le aree commerciali da questo PNIRE, che è il Piano Nazionale di Infrastrutture e Ricarica Elettrica. Allora, cosa ho avuto modo di riscontrare? Che la percentuale dei comuni che hanno applicato nel loro regolamento edilizio questa normativa statale, che quindi è un obbligo, veramente, io sono rimasta sconvolta, perché in provincia di Venezia abbiamo 44 comuni, e tra questi Gruaro, Jesolo, Campagnoluppia, Porto Gruaro, Venezia, Milano, Spinea, però sempre con indicazioni abbastanza generiche, quindi non proprio puntuali sotto questo aspetto. E la cosa importante, perché con questa legge si obbliga la GDO, cioè la grande distribuzione organizzata, i centri commerciali, il cinema, tutti gli edifici insomma all'uso e consumo dei clienti, a dotarsi di queste infrastrutture di ricarica, che sono ovviamente lo stimolo a far sì che la gente li compri i veicoli elettrici, perché non posso io comprare una macchina elettrica se non ho la colonnina vicino casa o vicino al mio lavoro per fare la ricarica. Non me la compro, è ovvio, e continuiamo a utilizzare i soliti mezzi inquinanti, diesel, benzina, o adesso di moda l'ibrido, ma è un quinto mezzo sostenibile. Quindi su questo secondo me si poteva fare un gran lavoro. Questa interrogazione però ha avuto una risposta. Strano, perché di solito rispondono quando vogliono, e se vogliono dopo 5 anni non siamo già andati fuori dalle scatole. E hanno risposto che la Regione ha delegato il controllo, diciamo, del rispetto di questa legge alle province. Ci sono ancora le province? Non si sa. Tu chiedi alla provincia chi? Cioè, a quale ufficio, a quale struttura, a quale personale, insomma, personale scolastico, di fare una domanda, diciamo, di contributi per qualsiasi tipo di progetto. Diciamo che i requisiti erano abbastanza ampi, potevano rientrare tante cose, e i più votati sulla piattaforma nostra sarebbero stati finanziati con massimo 10.000 euro. Abbiamo messo a disposizione 50.000 euro, e la bellezza è noi 4 consiglieri regionali, si pensa Erika, Simone, Jacopo e i Manuel, consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno messo a disposizione con i rimborsi, che è una metodologia che fanno tutti i nostri eletti, cioè che ogni mese dobbiamo praticamente restituire la parte che non utilizziamo per il mandato e la parte in eccesso dello stipendio. Quindi questi 50.000 euro che sono stati raccolti anche in breve tempo, perché prima li avevamo restituiti, abbiamo fatto un ricorso alla CEDU, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per i truffati delle banche
quindi per pagare questo ricorso, e prima è unita, si ricorda, per il tornado in Riviera del Brenta con 52.000 euro. L'ultimo per il disastro del Bellunese anche di 50.000 euro. E Zaia stesso ha detto che è stato il secondo assegno più sostanzioso che hanno ricevuto per il disastro del Bellunese. Allora, torniamo al punto. A Mogliano cosa è successo? Che ha vinto il primo premio. Il Liceo Oberto, esattamente. Quindi il Liceo Oberto si è aggiudicato, diciamo, questo finanziamento di quasi 10.000, perché per l'esattezza sono 9.631, hanno rendicontato nel centesimo, ogni attività singola, sì, c'era anche qua, pure per vedere, bellissimo, per fare un laboratorio di fisica, ottica, elettromagnetismo e fisica moderna. La scuola vuole ammodernare la propria offerta formativa, questo è l'abstract del progetto, attraverso la realizzazione di un nuovo laboratorio di fisica, dotato dei più moderni software e hardware per creare un ambiente di apprendimento moderno e interdisciplinare al passo con i tempi. Questo è stato un progetto uno dei 5 progetti che hanno avuto questo finanziamento di 10.000 euro, quindi già dati, c'è il bonifico online sul nostro sito e abbiamo già fatto la presentazione in Consiglio regionale. Ecco, questa è una piccola differenza che c'è tra noi e gli altri, insomma. E veramente torno a dire grazie del lavoro che ha portato avanti, che sta portando avanti Cristina, che veramente senza un euro sta facendo un grandissimo lavoro, e quando le soddisfazioni sono poche e soprattutto magari a volte si è anche da soli. La maggior parte del lavoro la fai quando sei da solo. Le vacanze di Natale non ne hanno voluto sapere perché c'è il rischio, a Roma l'hanno votata senza dire niente, qua a Venezia no, c'è il rischio di ricorsi, bisogna fare una riforma, mettersi d'accordo con tutte le altre regioni, insomma ogni scusa è buona per non toccare le tasche loro, perché qualcuno di loro è dentro in regione da 10 e più anni, qualcuno è dentro anche da più di 20 anni, o di qualche amico che aveva appena lasciato il Consiglio regionale, quindi cercano di proteggersi e da quel punto di vista quando gli vai a mettere le mani in tasca trovano tutte le scuse per non farlo, insomma. Altre cose, per quella dell'impegno sul biologico ve l'ho detto, volevo accennarvi così un po' di bandi che sono aperti in regione, perché sentiamo sempre parlare di questi bandi europei che però alla fine la gran parte è la regione, insomma, che poi ha la gestione di questi fondi europei. E quindi volevo farvi proprio brevissimamente, perché anche l'ora è quella che è, di un po' di bandi che sono attualmente aperti in scadenza. Intanto, dove andarli a trovare? Voi digitate in internet bandi, avvisi, concorsi Regione Veneto, c'è un portale, c'è anche un'applicazione, se voi provate col telefono a digitare nello store Apple o Google bandi, avvisi, concorsi, viene fuori il simboletto del leone con la scritta BAC, bandi, avvisi, concorsi, e là dentro vengono pubblicati tutti appunto gli avvisi, concorsi, bandi. Ho avuto, per vari motivi, eravamo pochi e quindi le risorse umane si potevano contare sulle dita, l'occasione di conoscere i ragazzi di Mira e mi sono sentita così invitare. Ci aiuteresti se presentiamo una lista? Ho detto, ma senz'altro, io mi metto a disposizione, ma il mio pensiero era, tanto non si vincerà mai, e quindi ero molto tranquilla. Invece no, al ballottaggio il Movimento 5 Stelle ha vinto e mi sono ritrovata, senza essere eletta, ad avere un incarico fiduciario da parte del sindaco per occuparmi di scuole, cultura, formazione, pari opportunità e tante altre cose. Esperienza bellissima, bellissima. Io, anche se non ero di Mira, non sono di Mira ma sono di Mestre, mi sono sentita a casa, perché uscivo dal comune. E come mi aveva insegnato mia mamma, le porte devono essere sempre aperte.
e le persone devono riuscire a contattarti, a parlarti, a guardarti negli occhi e a dirti che cosa puoi fare per loro. Ed sono stati 5 anni pieni di tutto, di difficoltà, di sacrifici, di impegno, di cose brutte e di cose belle, un tornado, dei femminicidi, scuole da mettere a posto, anche lì problemi con gli allagamenti. Questa è la realtà di un'amministrazione e un sindaco non può fare tutto. Vi assicuro, un sindaco si impegna per quanto può e se ha le mani libere. Se ha le mani libere può fare tanto, non farà tutto. Ma questo è fondamentale, l'onestà e la trasparenza. Eravamo una giunta di giovani, non giovani, si dice nel movimento un pregiudizio, che non hanno mai lavorato, che non hanno esperienza. Come vedete io non sono giovanissima, ho 30 anni di lavoro ma non avrò la pensione, e non è vero, ci sono persone che hanno un grande spessore, un grande bagaglio anche umano. E io forse mi permetto di dire, ho portato il mio piccolo contributo. E 5 anni di lavoro intenso, grandissimo. Ecco perché quando Cristina mi ha detto vieni a raccontare quello che hai fatto e poi tutto il resto, ho detto assolutamente sì. Io mi permetto di dire a Cristina, che stimo ma anche mi onora della sua amicizia, un grazie infinito, perché Grazie tu hai resistito. Hai resistito e questa è la cosa più difficile. Perché entrare in un sistema che non conosci, nel quale non hai le relazioni che ti possono agevolare, perché è questo che noi viviamo sulla nostra pelle. Siamo percepiti come un corpo estraneo, ed è vero, siamo un corpo estraneo. Sì. Siamo coloro che non hanno lobby, coloro che non hanno relazioni, che non hanno privilegi. Quindi siamo un corpo estraneo. Ma quello che bisogna bonificare non è il nostro essere lì in quel luogo, ma il resto. Il resto. La commissione scusate, di vigilanza contro la mafia sta lavorando in questi giorni, sapete, no? Ha rilevato quelli che sono le persone che assolutamente non dovevano essere in quelle liste. Non ce n'è uno del Movimento 5 Stelle. Saremo inesperti, sì, è vero. Saremo a volte incapaci, sì, è vero. Abbiamo tanti difetti, facciamo tanti errori, ma siamo onesti. E questa secondo me è la cosa più importante, perché se sei onesto hai anche il coraggio di chiedere scusa e tirarti su le maniche e rimediare a quell'errore che hai fatto, perché nessuno di noi ha sempre ed esclusivamente ragione, mai. Lavorare per 5 anni in un comune mi ha permesso di capire quanto una norma, un pezzo di carta, delle parole scritte cambiano la vita di una persona. La possono stravolgere o la possono risolvere. Ecco perché io credo profondamente nel reddito di cittadinanza. Di mestiere ho fatto per più di 30 anni l'insegnante, in un centro di formazione professionale. Formazione per ragazzi che vengono dalla scuola media, fasce più basse. Non me ne vergogno, per me era un orgoglio, sono un orgoglio. Quelli che non potevano o forse non avevano la capacità di fare i percorsi liceali, ma che hanno imparato un mestiere e lo fanno con dignità, perché ogni mestiere è degno di rispetto. Formazione per gli adulti. Vi assicuro che quando entravano quelle persone che si erano iscritte ai corsi e salivano le scale titubanti, uomini e donne di 30, 40, 50 anni, 60 anni, che tornavano a mettersi in gioco perché avevano perso il lavoro, la loro emozione, il loro rispetto, anche la paura, la timidezza di entrare in un'aula e accendere un computer, uno strumento che non conoscevano e non sapevano usare, a me faceva venire veramente un nodo in gola. Perché chi ha perso il lavoro
e vuole imparare qualcosa, si tira sulle maniche e cerca le possibilità. Ma se lo Stato non gliele dà, vi assicuro che è molto difficile a trovare delle soluzioni. Perché? Perché un corso di base di informatica, 400 ore di formazione che ti rilasci una qualifica, costano dai 1.000 ai 1.500 euro come minimo, anche in Veneto. E qual è quella persona disoccupata che può disporre di una cifra del genere? Ecco perché il reddito di cittadinanza è la misura che viene poco raccontata, ma che è quella la leva fondamentale: riportare un popolo ad imparare, come una delle più importanti direttive della Comunità Europea, che dice la formazione permanente per tutti. Bene, quell'azione è lì dentro, in quel patto, ed è fondamentale che la attuiamo, perché c'è sempre da imparare, e chi ha perso il lavoro e si deve rimettere in gioco deve acquisire gli strumenti, ma se non ne ha le possibilità, cosa fa? Io non posso dimenticare le persone che venivano in comune, mi bussavano alla porta, famiglie, le parole di una coppia di genitori che con una dignità assoluta mi hanno detto: sa, assessora, se il mio figlio mangia alla mensa della scuola la carne, io alla sera, perché ho perso il lavoro, non mi sento in colpa se gli do solo la pasta all'olio. Allora, questi ricordi per me sono la forza e la spinta per andare avanti, perché non sono ricordi, sono nomi e cognomi, sono persone, visi, esperienze vere, dignità che io voglio rispettare nel fare quello che faccio con grande umiltà, vi assicuro, con grande umiltà. E quindi il lavoro che si può fare in un comune è fondamentale, perché da questa rete di informazioni, di scambio continuo che noi riusciamo a costruire, ad avere una visione diversa, altrimenti potremmo solo consolidare i privilegi, lasciare tutto com'è. Ma allora cosa cambierebbe in questo paese? E invece io sono convinta che abbiamo un paese splendido. Sono convinta che ognuno di noi deve fare la propria parte, esattamente come è scritto nella Costituzione, e che le persone fanno realmente la differenza.